Alpini della Montegrappa a Genova, il presidente Rugolo: noi risolviamo i problemi, non li creiamo. Doppia assoluzione per Mario Modolo, ex direttore generale al Sociale del Veneto, nessun danno erariale. Una nuova casa della comunità in una sede completamente nuova a Romano de Zelino. Il Covepa presenta un esposto alla Procura di Trento per verificare l'andamento delle inchieste sui PFAS. Anche a Bassano un alloggio dell'Atere in via Bachelet per le famiglie in difficoltà. Ancora un incidente in viale delle Fosse, l'assessore Zonta: i cittadini devono fare attenzione. Anziana derubata a Cassola durante la notte, mentre dorme i ladri scappano via con tutti i gioielli. Spesa sempre più cara, ma ci sono realtà in Veneto che privilegiano la filiera corta. Calcio, il Cittadella batte 1-0 il Lumezzane e si qualifica per i play-off nazionali di Serie C. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Bassano. In apertura l'abbraccio di Genova alle penne nere. Lo avete sentito dai titoli, gli alpini sono arrivati in città. Inizierà domani il programma ufficiale. Ora ci colleghiamo con il nostro inviato Lucio Zanato. Buonasera Lucio. Buonasera ai telespettatori di Rete Veneta. Come vedete, da Piazza De Ferrari, qui in centro a Genova, inizia praticamente la pacifica invasione degli alpini per questa 97esima adunata nazionale proprio qui nella città della Lanterna. Vi dico subito, noi siamo arrivati nel pomeriggio e bisogna dire che lentamente ma inesorabilmente le penne nere stanno prendendo il possesso della città, ma in maniera davvero positiva, tanto è vero che tutte quelle, diciamo così, notizie legate a una sorta di non piacevolezza, se vogliamo dire, o comunque la città non pronta ad accettare questi alpini, noi non l'abbiamo visto, non l'abbiamo sentito. Abbiamo sentito alpini sempre ben accetti, gente che si ferma, che li saluta, c'è gente che ci abbraccia, insomma, le penne nere, e quindi la prima sensazione, almeno per questa prima giornata, anche se in realtà domani iniziano le celebrazioni, perché è la 3 giorni alpina, a parte domani, e poi si concluderà, dicevo, appunto domenica. Devo dire che questa prima sensazione è assolutamente positiva. Come vedete la piazza è sempre piena di molta gente, ci sono già molte penne nere arrivate da tutta Italia e naturalmente tantissime anche dal Veneto. Abbiamo visto diversi alpini dell'Anna Montegrappa. Vi ricordo che appunto domani mattina inizierà alle 9 proprio in questa piazza, Piazza De Ferrari, che è l'alza bandiera, poi ci sarà invece alle 10 l'onore ai caduti, l'inaugurazione della cittadella degli alpini, la sfilata dei vessilli, insomma tanti altri appuntamenti che noi siamo qui proprio per raccontarvi e che vi racconteremo nel corso dei telegiornali e non solo. Devo dire, detto questo, facendo vedere proprio l'atmosfera positiva per quanto riguarda questa preadunata, mettiamola così, io adesso ti restituirei la linea perché so che hai un servizio da lanciare proprio riguardanti gli alpini e gli alpini di Bassano. A te la linea. Grazie a Lucio Zanato. Esatto, sarà proprio domani mattina il via ufficiale della 97esima adunata nazionale degli alpini. C'è grande attesa per la via di una adunata contraddistinta finora dalle polemiche. Vediamo. 97esima adunata nazionale degli alpini. A Genova è tutto pronto e nella città ligure stanno arrivando penne nere da tutta Italia. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Genova si prepara ad accogliere le 400.000 persone attese per il fine settimana. Tantissimi gli alpini partiti nella notte dal Bassanese, molti altri si metteranno in macchina nelle prossime ore. Ecco il presidente dell'Anna Montegrappa Giuseppe Rugolo in viaggio con altri alpini verso il capoluogo ligure. Gli alpini hanno il cuore buono, hanno un animo generoso, gli alpini non hanno paura delle critiche gratuite e in ogni caso c'è da ribadire una cosa: gli alpini non creano i problemi li risolvono da sempre. Perciò questo è lo spirito con cui noi andiamo all'adunata a Genova, portando la nostra simpatia, la nostra fierezza, la nostra empatia. Nonostante tutto, dunque, c'è voglia di adunata e l'entusiasmo come sempre non manca.
ore 2:30, sede Alpini di Casoni di Mussolente. Sono già arrivate a Genova anche le penne nere di Sant'Eusebio e Varrovina. E ora, con le gambe sotto il tavolo, farà una buona merenda di pesce e accompagnerà questa bellissima festa insieme ai genovesi. La radunata si prospetti buona, nonostante le polemiche, comunque cerchiamo di viverla con gioia. Giornata di viaggio e di lavoro per il montaggio degli accampamenti alpini. Le tende, le brande, le cucine, non manca nulla. Veci e Boccia, tutti all'opera per rendere indimenticabile anche la Dunata di Genova. Primo corvée cucina della Dunata 2026. E a Genova intanto è arrivato anche il presidente Rugolo, che da Piazza De Ferrari saluta tutte le penne nere. Genova è una città meravigliosa, è una città di mare, ma è una città alpina e gli alpini la stanno abbracciando pian pianino con l'aiuto e la simpatia di tutti i genovesi. Ecco, Rete Veneta come sempre seguirà la grande adunata con servizi e collegamenti fino alla giornata clou, quella di domenica, con lo sfilamento di oltre 80.000 penne nere, le emozioni e le voci del grande evento. Anche voi potrete partecipare con i vostri messaggi da casa per esprimere il vostro affetto e il vostro saluto alle penne nere. Parliamo ora di maltempo nell'Alto Vicentino. Le grandinate che hanno colpito l'area tra Schio e Thiene hanno fatto scattare l'allarme anche nella fascia pedemontana tra Breganze e Marostica. In azione i cannoni antigrandi nel sistema onde d'urto utilizzato per cercare di limitare i danni alle coltivazioni e ai vigneti. Nella zona marosticense sono operativi diversi impianti coordinati dalla locale cooperativa. Il timore maggiore resta per le produzioni agricole dopo un inizio di primavera già segnato dal maltempo. Andiamo adesso a Romano De Zelino, una nuova casa della comunità ha aperto le porte in una sede completamente nuova. I traslochi sono ancora in corso e molti servizi devono ancora essere attivati, ma gli sportelli della futura Casa della Comunità in via Gioberti a Romano De Zelino sono già aperti col trasferimento dalla vecchia sede di Villa Ferrari. Si tratta di primi passi proprio perché sono stati trasferiti quei servizi che già oggi erano erogati nel distretto sanitario e verranno portati un po' più a nord. Quindi si tratta di un iniziale trasferimento di attività che comporta anche qualche centinaio di metri di distanza, ma soprattutto una comodità e una maggiore accessibilità nel nuovo stabile. Abbiamo in questo momento cominciato il trasferimento dei servizi di base previsti nella Casa della Comunità, quindi lo sportello amministrativo, il punto prelievi e l'assistenza domiciliare integrata. Poi abbiamo degli altri servizi che erano precedentemente nel distretto sempre a Romano che sono stati trasferiti. Alle case di comunità, tutte finanziate dal PNRR e già parzialmente operative di Asiago, Schio, Arsiero, Malo e Romano, si aggiungeranno entro pochi giorni anche quelle di Bassano e Marostica. Nella Casa della Comunità le persone troveranno comunque una risposta alla cronicità, quindi una risposta che non è di prestazione ma è proprio una presa in carico dei bisogni di salute delle persone, sul piano sanitario non urgente chiaramente e sul piano sociosanitario. La Casa di Comunità costituirà un primo livello di accesso ai servizi sociosanitari con una riorganizzazione generale dei servizi in tutte le aziende sanitarie. Villa Ferrari, di proprietà del Comune di Romano, avrà una nuova destinazione in parte per i servizi sociali, in parte per altri uffici comunali attualmente dislocati in altre sedi. Dopo Marostica, anche a Bassano è disponibile un alloggio dell'Ater per le famiglie in difficoltà. Era iniziato lo scorso novembre e si è concluso a febbraio l'intervento di recupero di un alloggio Ater in via Bachelet a Bassano. L'anno scorso abbiamo consegnato a Marostica, quest'anno era nel comune di Bassano e il prossimo anno sarà con il comune di Vicenza. L'alloggio è stato pulito, tinteggiato e dotato di nuovi serramenti e di un impianto elettrico a norma. Ora si attende l'assegnazione. Naturalmente si segue la graduatoria, l'iter è già iniziato per cui contiamo entro il mese di maggio-giugno di poter consegnare.
Il patrimonio immobiliare di Ater Vicenza ammonta ad oltre 4.000 unità abitative. La richiesta di case è presente in tutto il territorio provinciale. Purtroppo sì, e naturalmente è un bisogno che si accresce, per cui ben venga questo piano casa che la Regione Veneto sta per iniziare, perché vediamo se si riesce a dare delle risposte concrete alle tante persone che chiedono una casa. Anche la giustizia contabile ha assolto Mario Modolo, l'ex direttore generale al sociale della Regione Veneto. Dopo quella penale si chiude anche il capitolo erariale. Non ha causato alcun danno erariale. Dopo la giustizia penale, anche la Corte dei Conti ha assolto il 52enne Mario Modolo, ex direttore generale al sociale della Regione, nel procedimento sul caso Cade la Robigna. La magistratura contabile ha confermato quanto deciso dalla Corte d'Appello di Venezia, che aveva dichiarato Modolo estraneo alle accuse perché il fatto non sussiste. La vicenda giudiziaria iniziò perché c'era questo fondo in rotazione che assegnava 50 milioni di euro a dei progetti importanti destinati al sociale, e all'epoca la cooperativa vinse questo bando con un progetto per ragazzi autistici per un importo di 3 milioni e 500 mila euro. Si è chiuso un capitolo doloroso della mia vita, durato ben 11 anni, ma ciò che mi rimane di tutta questa vicenda è il dolore di quanto ho ricevuto, insomma, in tutti questi anni, che sono stato additato anche come ladro, truffatore, e io ero sempre consapevole della mia innocenza. Ciò che mi ha fatto stare male, le dico la sincera verità, è il fatto che l'accusa abbia continuato ad insistere su cose infondate e abbia creato, io lo chiamo un castello, sul niente. Il Covepa presenta un esposto alla Procura di Trento, competente per territorio, per verificare l'andamento delle inchieste sui PFAS. A fondo del Covepa sulla vicenda FAS-PFBA legata ai cantieri della superstrada pedemontana veneta. Il coordinatore dell'associazione, Massimo Follesa, parla di possibili omissioni e ritardi nelle indagini sulla contaminazione da PFBA, sostanza accelerante per la presa del cemento della famiglia dei PFAS, utilizzata come noto nei lavori delle gallerie della pedemontana. Il Covepa sostiene di essersi costituito parte offesa senza però aver avuto accesso agli atti e si è rivolto alla Procura di Trento per far verificare il comportamento dei magistrati vicentini. La vicenda della contaminazione da FAS e PFBA legati ai cantieri della pedemontana va avanti da anni. È una storia che abbiamo denunciato con forza sin dal 2021, quando come attivisti del Covepa abbiamo depositato un dettagliato esposto ai carabinieri del NOE. Per anni abbiamo assistito a un silenzio preoccupante da parte degli uffici giudiziari di Vicenza. Questa impasse ci ha spinto nel 2023 a depositare un'integrazione inviata anche al Ministero dell'Ambiente. Proprio grazie a questa iniziativa il Ministero dell'Ambiente ha avviato un'indagine amministrativa speciale, il cui esito è allarmante. Quegli atti hanno finalmente squarciato il velo su una situazione ambientale estremamente grave e sottovalutata per troppo tempo. Chiediamo all'ufficio del procuratore capo che venga fatta piena luce su queste condotte e sui ritardi che hanno segnato l'intera indagine. Cronaca nera, colpo nella notte a Cassola ai danni di un'anziana. La donna, che abita da sola, stava dormendo e non si è accorta di nulla. E mi trema mia mano. E perché ho paura di andare in letto. E ora, cosa devo fare adesso? Perché non è tanta paura, ho paura sempre che delle volte tornano e fanno qualche cosa che non va. Quello è. Perché dopo, quando uno è da sola, è anche anziana, sai come che è. Grande la paura per Ornelia Tonziello, 89 anni. I ladri sono entrati nella sua abitazione durante la notte, proprio una delle poche occasioni in cui era riuscita a prendere sonno. La signora vive da sola da 5 anni in via Sterni, a Cassola. Stavo dormendo, non ho sentito niente. Lunedì notte, venendo al martedì, sono venuta dentro e mi hanno rotto questa porta qua. E a serratura mi hanno rotto la finestra per andare fuori, anche a serratura là, rotto un po' la persiana sbassata e dopo l'hanno bloccata.
in qualche modo. E mi hanno preso tutti i gioielli che avevo. Alle 6 del mattino, quando si è alzata dal letto, i malviventi erano già scappati con il bottino. 5-6 anelli, 3 bracciali, 2 girocolli e 200 euro che avevo rendo portamonete e le collane. E dopo tutte le perle e le robe le hanno buttato tutto qua, in mezzo al cortile. Nonostante abbiano scassinato la porta e rotto la finestra, né Ornelia né i vicini hanno sentito nulla. I ladri sono riusciti a muoversi nel silenzio, agendo indisturbati e senza fretta. Nella fuga, però, qualche perla l'hanno persa per strada. Io mattina non sapevo, andavo in cuore via tutta la mia roba, tutto qui. E che è successo? E loro vado in camera a vedere una camera e là ho trovato il comò aperto e tutte le scatole aperte e le scatole buttate via e tutti i gioielli saranno presi tutti. Ancora un incidente tra Viale delle Fosse e Viale Venezia a Bassano, il commento dell'assessore alla viabilità. Scontro tra un'auto e una moto questa mattina a Bassano del Grappa. È successo attorno alle 9:20 all'incrocio tra Viale delle Fosse e Viale Venezia. Per cause ancora in corso di accertamento, il motociclista, un uomo del 47 di San Zenone degli Ezzelini, si è scontrato con un'Audi guidata da un 46enne di Solagna. Illeso l'automobilista, ferito lievemente invece il Centauro, trasportato in codice verde al San Bassiano dal suo M118. Sul posto la polizia locale di Bassano per i rilievi. Un altro incidente che si aggiunge alla lunga lista di episodi che ormai sempre più spesso interessano Viale delle Fosse, punto rosso a quanto pare della viabilità. Molto probabilmente ci vuole un po' più di attenzione da parte degli automobilisti, perché spesse volte guidano sbadati, si vedono spesse volte le manovre di svolta a destra su Viale Venezia con auto che invece proseguono dritte verso nord, e queste sono tutte fonti di sicuramente di pericolo e che poi possono innescare degli incidenti. Quello che faremo magari con il collega della polizia locale è quello di monitorare anche dal punto di vista proprio dell'abitudine degli automobilisti cosa sta accadendo. Ecco, per il resto, ripeto, le attenzioni ci sono, ma stiamo parlando di un viale che tutto sommato ha già le apparecchiature di sicurezza che servono per evitare tutto questo. E adesso invece alcune notizie dal territorio. L'amministrazione comunale di Lusiana Conco procederà all'assegnazione al trasporto a domicilio della legna di faggio ai residenti over 65 e alle persone con invalidità superiore al 65%. A ogni richiedente saranno destinati 18 quintali di legna. Sabato 16 maggio alle 16:30 nel Castello Inferiore di Marostica verrà inaugurato il Museo Internazionale degli Scacchi Giovanni Longo. Si tratta di un nuovo spazio culturale dedicato alla storia e al fascino del gioco più strategico di sempre. È arrivata in Biblioteca Cassola la valigia Mamma Lingua della rete Biblioteche Vicentine con un carico di 90 libri per la prima infanzia, tutti in lingua straniera. Per tutto il mese di maggio i volumi potranno essere sfogliati e letti nella sala della Bimboteca. Si cercano voci. Il Comune di San Martino di Luperi invita la cittadinanza all'inaugurazione del nuovo ponte di via Barichella sabato alle ore 12. Un importante intervento per ricostruire una struttura danneggiata e resa impraticabile dall'usura e dagli eventi atmosferici del 2024. Notizia di servizio per i cittadini di Campo d'Arsego. Da lunedì è cambiata la sede degli ambulatori di 5 medici di famiglia del territorio. I medici Monica Benetti, Fabio Guagno, Giulia Menegati, Marco Zanetti e Rosella Kane riceveranno i loro pazienti in via Verdi 117 a Campo d'Arsego. Non cambiano né gli orari né le modalità di accesso, che restano quindi invariate. Cambiamo ora notizia, spesa sempre più cara, ma ci sono realtà in Veneto che privilegiano la filiera corta per garantire ai consumatori prodotti di qualità ma a prezzi più contenuti. Olio, carne, frutta e verdura, prodotti presenti tutti i giorni nella nostra tavola, ma che maggiormente incidono sul costo finale del carrello della spesa.
I conflitti mondiali pesano sulle tasche dei consumatori, un impatto economico che, secondo le stime, comporta una spesa aggiuntiva annua di circa 400 euro per famiglia. Per questo molti supermercati puntano sulla filiera corta per contenere i prezzi, una scelta portata avanti dai supermercati Prix, oltre 160 punti vendita in Veneto, l'ultima inaugurazione ad Albignasego nel Padovano, ampliando il negozio attuale e puntando sulla scelta di produttori locali per garantire al consumatore prezzi contenuti per le materie prime come frutta e verdura. I fornitori locali vengono sentiti in anteprima, non so, gli asparagi cerchiamo di accontentare tutti, cerchiamo di trovare quelli che possono essere nel Padovano, di Perlumia, piuttosto quelli di Bassano, piuttosto che quelli di Zimella di Verona. Chiaramente adesso ormai la stagione sta concludendo, però cerchiamo di avere un occhio di riguardo per tutto quello che riguarda il Veneto. Fornitori locali, ovviamente abbiamo anche quindi costi di trasporto più bassi e cerchiamo di riversarli sul consumatore finale. Anche adesso lottiamo tutti i giorni per tenere i prezzi in linea, perché sapete benissimo che non è il momento dei migliori. Passiamo allo sport. Il Cittadella batte 1-0 il Lumezzane e si qualifica per i playoff nazionali di Serie C. Dopo l'Arzignano ancora Rabbi, è il centravanti Granata a firmare l'1-0 contro il Lumezzane e a regalare al Cittadella il pass per la fase nazionale dei playoff di Serie C. Al primo turno i Granata di Manuel Ioria affronteranno domenica in casa il Ravenna, gara di ritorno mercoledì 13 a campi invertiti. Sergio Gasparin rimarca come Rabbi sugli scudi, nel senso che questo ragazzo proveniente dal prestito dal Bologna Calcio, che nelle gerarchie dal punto di vista tecnico doveva essere l'alternativa a Castelli, si sta invece ritagliando un ruolo di prim'ordine, andando in gol con regolarità e continuità. Nel prossimo turno i Granata incontreranno il Ravenna, che a differenza del Lumezzane, che è una squadra complessivamente di valori modesti, i ravennati invece sono una compagine di buoni, anzi ottimi valori, direi, sul piano dell'organico, sul piano anche singolo. Quindi ci vorrà il miglior Cittadella. Ravenna ha il vantaggio di qualificazione nel caso di parità di risultati e c'è bisogno di un Cittadella con i caratteri cubitali per aver ragione della squadra romagnola. Questa sera alle 21:15 consueto appuntamento con Focus. Gli ospiti sono Pietro Bean, Luigi Calesso, Valente Chieregato, Gian Antonio Darè, Settimo Gottardo, Morena Martini e Arnaldo Pitton. Ed è tutto anche per oggi dal TG Bassano. Grazie per averci seguito e buona serata.